Ma sta una moto rubata qua fuori. Metti la chiave. Da una certa parte come se fosse tutto a posto. Cioè, fatemi capire anche voi magari. Tu questa la devi vendere subito perché è una cosa rubata. E ti posso dire che avevano 13 anni. Quindi sono due di loro con lo Sport City che fanno paura. Che sono gli stessi che si rubano anche il mio SH. Ragazzi, parliamoci chiaro, la paura mia più grande, essendo che era fuori casa mia, era il fatto di espormi e di non sapere chi magari c'era nei lati, che stava guardando, c'era qualcuno che magari ad oggi, raga, ci sono strade differenti. Cioè, qua state parlando che un furto di una moto del genere, anche se la volete andare a rivendere, recuperavi 200 euro. Ma tu rischi la galera o rischi di spoccarti la fedina penale. Immagino che è stata tosta. Cioè ci rimani male. Questo ha detto noi parliamo con i ladri. Ha detto noi ci mi ha rubato tutte cose. Ma hanno avuto un paio di chiamate proprio di aggressioni, tipo donna picchiata. Cioè raga, veramente io trovo assurdo che una persona al giorno d'oggi nel 2024 si deve vivere queste situazioni. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo di nuovo qui in live per reagire a un video un po' particolare. Qualche mese fa fuori casa mia mi sono ritrovato una moto in stato di abbandono. Era un po' strana la situazione e si è scoperto poi dopo che era una moto rubata. Il punto è che ho trovato questa moto in stato di abbandono, mi ha incuriosito un po' il tutto. L'avevo vista già di mattina, siamo usciti in moto, siamo stati tutta la giornata fuori in moto e me la sono ritrovata lì anche la sera. Per curiosità, adesso Alessio oggi non è potuto venire in live, ma c'è presente anche lui nel video, lo vedrete. Ho detto Ale, per sfizio andiamo a vedere un attimo sta moto perché secondo me è rubata, palesemente abbandonata in un posto dove un qualsiasi motociclista non avrebbe mai lasciato la propria moto, ma nemmeno uno scooter scrauso avrebbe lasciato chiunque sulla faccia della terra. Alla fine, tramite una storia, si è scoperta che era rubata, anche perché poi noi, vedendo tramite l'app, all'inizio non risultava la denuncia, perché poi le app queste qui, se vai a controllare, si aggiornano dopo un po'. Io non lo sapevo. No, mesi, no, a distanza di qualche giorno si dovrebbero aggiornare, però io non sapevo fosse denunciata. Ma adesso vedrai poi come abbiamo scoperto che è stata denunciata, che ho fatto tutta, ragazzi, qui c'è il padre che non si fa vedere, eccolo. Ciao! Grande. Partiamo con il video così iniziamo a capire anche un po' tutto quello che è successo. Ma sta una moto rubata qua fuori. Eccola, l'ho fatta. Sto chiamando la polizia. È la moto di qualche ragazzino, ho fatto una storia, penso. Me ne sono accorto, ma già stamattina l'ho notata, stava parcheggiata là, abbandonata. Non mi sembrava proprio il luogo di parcheggiare un dio. No, ma è più di un ragazzino sicuro, perché è un 125, quindi... Qui ragazzi sentite... Va per vie. Qui sentite squillare il telefono più e più volte, era tipo la 20ª chiamata che facevo alla polizia. In tutto questo andavamo avanti e indietro per cercare di capire, anche perché poi, ragazzi, parliamoci chiaro, la paura mia più grande, essendo che era fuori casa mia, era il fatto di espormi e di non sapere chi magari c'era nei lati, che stava guardando, c'era qualcuno che magari, non solo, magari può essere pure il mio vicino che era stato lui. Cioè, quindi quello è il punto, dovevo un attimo anche pararmi io un po' con la palla, come si suol dire. Chiamo il mio amico che sta... No, prima mi ha fermato la polizia stradale. Quelli che ci hanno visto mentre stavamo impennando Alessio, ha fatto il giro, si sono fatti di nuovo tutto il giro, siamo venuti. Però no, dopo parecchio, dopo che mi hanno visto, si è tornato dall'Africa. E tipo sì, qualcosa. No, finito, fu bravo, è stato divertentissimo. Infatti ho detto, la polizia dovrebbe avere più rapporto con i ragazzi, che la gente ha paura. Inutilmente, perché sono persone con la passione come noi. Per spiegare un poco al breve, ragazzi, io qui stavo chiamando Armando, un mio amico che lavora nella polizia. Si spera anche di riuscire a fare qualcosa. Come ho detto, tante volte capita, sono tanti ragazzi che lavorano nei carabinieri, nella polizia, che mi seguono, che ci fermano quando a volte organizziamo i raduni, non che ci fermano, che si fermano a salutare, a parlare. Tanti ragazzi li vedi magari che arrivano al raduno e iniziano a scappare perché vedono la pattuglia lì ferma o altro. Raga, ad oggi la polizia, cioè, per me personalmente è sdoganato questo fatto che magari sai il motociclista viene visto di cattivo occhio dalla polizia o altro. Cioè, quindi vi consiglio sempre di fermarvi, anche perché trovate persone ragionevoli dall'altra parte. Nel momento in cui magari possono vedere che voi scappate o che state facendo un qualcosa che a loro possono, cioè magari possono pensare che stai facendo qualcosa di sbagliato, magari niente stai facendo, siete pure bravi ragazzi. Tante volte capita con ragazzi che hanno assicurazione, casco e tutto, magari si allontanano perché o non hanno lo specchietto o non hanno il DB killer. Ragazzi, quando sono queste cose meglio sempre fermarvi, perché è una sciocchezza. Cioè sicuramente si risolve tutto per le buone, poi se invece magari vi potete far pensare altro, quelli si impressionano e poi dopo vi devono fare il culetto così. Armando, scusami. Buonasera. Buonasera, sei in servizio?
Che se ne No, ho finito da poco, sono tornato a casa. Che è Ok, successo? e c'è una moto rubata fuori casa mia, cioè nello spiazzale di casa mia, è un KTM 125 Duke. Ok. Eh, Chiama... Sto chiamando ma non mi No, no, risponde. insisto perché è sabato sera. Ok, Non so se siamo noi di zona o i carabinieri, però sì, siamo noi di zona. Chiama il 113, quindi non il sì, 112. sto chiamando già il 113. No, devi insistere perché essendo sabato io purtroppo va in culo. Vabbè, io ho fatto una storia, ho messo una storia per far vedere la targa, ho detto ragazzi ho trovato questa moto bloccata a sterzo rotto, nel caso contattatemi. Ok, non ti preoccupare, basta la catena, ha visto. Va benissimo. Vai, grazie Vabbè, mille. fammi sapere comunque. Ti aggiorno, ti mando un Fammi messaggio su WhatsApp. Ah, ragazzi, la moto veramente è palesemente rubata. A parte che c'è un motociclista non la lascerebbe mai in questa condizione, nello stato più totale d'abbandono, nello schifo più assoluto. E poi il bloccasterzo non sembra rotto, non l'hanno spezzato, no, perché il bloccasterzo è stato tolto, però si sono mangiati il frutto. Il bloccasterzo è stato tolto, non è rotto. Però Il fatto bello, cioè, sai qual è? Perché poi vedi, uno pensa e ragiona, dici, noi già ci è successo una cosa simile che abbiamo trovato due ragazzini proprio anche in una live. Ragazzi, negli scorsi video voi l'avete visto, cioè chi segue le live e segue un po' il canale, avete visto già il video in questione di quel ragazzino che abbandonò la moto rubata e ti posso dire che avevano 13 anni, cioè questo un mio amico gli ha attaccato Grazie, la strada, capo. lui gli si è spenta sotto, ha lasciato la moto lì e ha iniziato a correre, e c'era un'altra avanti a lui, c'era un'altra coppia che faceva da staffetta, era proprio un ragazzino, si vedeva palese. Stessa cosa è anche quello che sicuramente sarà successo anche qua, magari può darsi anche pure che si dovevano solo ritirare, che quello qui fuori c'è una comitiva di ragazzini che non sono tanto per la quale, ed è brutto, cioè magari vedi quello che magari voglio lanciare anche con questo messaggio, cioè con questa live, con questa cosa, che ad oggi ragazzi ci sono strade differenti, cioè qua state parlando che un furto di una moto del genere, anche se la volete andare a rivendere, recuperavi 200 euro, 300, non è che, perché poi non è che tu dici te la smonti, la vendi a pezzi o fai o dici tu questa la devi vendere subito perché è una cosa rubata, può essere tutto rintracciato. Quindi magari vedi un ragazzino di 15 anni, 16 anni che va a rischiare la galera, perché poi quelli non si rendono conto, perché magari si sentono piccoli e si sentono potenti, ma tu rischi la galera o rischi di sporcarti la fedina penale, dopo non ti prendono più a lavorare in un posto o questo quell'altro, cioè per andare a lavorare da qualcuno dopo devi fare un casino, perché per 200 euro, magari andando a lavorare tranquillamente ad oggi, cioè io, quello è quello che non mi capacito, ad oggi 200 euro a settimana si riescono a guadagnare se si va a lavorare. E ho fatto il cuoco, li guadagnavo in un weekend, lavoravo dalle 8 di mattina fino alle 4 di notte, nulla da togliere, devi spaccarti la schiena, devi spaccarti il bravissimo, perché quello è il punto. Almeno non vivi questa malavita, perché poi tante volte questi ragazzini sono affascinati da questa bella vita che si chiama malavita proprio perché non è una bella vita, però sono attratti dai soldi, sono attratti da queste cose e si fanno coinvolgere in questi percorsi che a me sinceramente già è successo anche in passato con uno, cioè sulla mia pelle proprio, che si rubarono un SH125 da sotto il naso, come ti ho raccontato a te quando abbiamo ritrovato la moto, cioè sotto il naso proprio, cioè lì parcheggiato il motorino, mi sono girato un attimo e non c'era più, mi sono immedesimato nei panni anche di tuo figlio, immagino che è stata tosta. Sì. Anche perché non me l'aspettavo, io sono sceso di casa, non ho trovato più la moto e quindi cioè, ci rimani male. Immagino, perché poi vedi tanti sacrifici, tante cose che fa pure penso papà, perché magari in quel momento hanno, ragazzi, il papà ride sotto i baffi sta dicendo però vedi, per i figli si fanno tanti sacrifici, io ve lo dico sempre, valorizzate e date importanza ai genitori che fanno tanti sacrifici per voi ragazzi, ad oggi è importantissimo anche questo, è giusto dargli anche le proprie, bravissimo, non è scontato. Ho fatto notare la moto perché l'ho vista senza bloccasterzo, cioè chi lascerebbe mai un Duke senza bloccasterzo, ma è pure nuova questa, è brutto dirlo ragazzi, ma questa è un'altra cosa oscena di Napoli. In poche parole, stamattina siamo usciti e ho notato questa moto parcheggiata, cioè in un posto abbandonato, pieno di rifiuti, moto in questione, e già mi sembrava molto ma molto strano il fatto che ci fosse una moto simile, cioè figuratevi, qui c'è il mangiare dei gattini, una moto simile non si parcheggia qua. Siamo ritornati adesso che ero in giro con l'IZ, ho detto Ale, per sfizio devo controllare perché vedo che lo sterzo è sbloccato, frutto
distrutto e forse sarà di qualcuno. Io già ho fatto una storia, ho avvisato adesso la polizia sperando che almeno possano fare qualcosa per ritrovarla prima. Ragazzi, comunque la potenza dei social. Mico, tu che hai scritto che sarà la tua nuova prossima moto, abbiamo scoperto tramite questo piccolo equivoco, questo spiacevole evento, che il KTM non è codificato. Quindi ragazzi, chiunque pensa di comprare un KTM, state molto attenti, cioè nel senso, almeno per il 125 e da quello che ho capito anche il 390 che porta le stesse cose, non è codificato. Quindi state attenti, mettete i blocchi, mettete queste cose, perché basta inserire, perché è semplicissimo, basta inserire una vite, si avvita proprio una vite all'interno del frutto, strappano il frutto e dopo, inserendo un cacciavite a stella, possono girare e accendere la moto. Sono i padroni. Se avete l'assicurazione li firmano, magari avete i documenti sotto la sella, danno anche i documenti nel momento in cui cioè vi trovate proprio veramente. Guarda Vale, stessa cosa mia, stavo a scuola, all'improvviso mi affaccio alla finestra della classe e non c'era più la mia moto, tra l'altro sempre un Duke 125. Comunque morale della favola era a Ponticelli. Mio padre, avendo conoscenze della polizia, gliel'hanno trovata. Ovviamente c'è una storia lunga per il ritrovo della moto, ma comunque questo ci rimane malissimo e capisci tutto quello che i tuoi genitori fanno per poi andare a finire così. E infatti questo è il peccato più grande, perché poi chi ne paga le conseguenze sono i genitori, che fanno tanti sacrifici, tante cose, e dopo devono subirsi anche uno sbattimento per fare tutte le pratiche burocratiche. Ragazzi, quella è la cosa più pesante da fare, perché lasciando stare che uno si dispiace per la moto, il valore eccetera, ma dopo tutto quello che c'è dietro comporta anche una bella rottura di scatole. Quello è il morale già non è alto. Bravissimo. Già ti scocci a prescindere, già stai di molto fare. nervoso. Già uno è demoralizzato al 100%. Poi vai lì Vabbè, e fai la denuncia. puoi trovare anche qualche poliziotto che poi sta anche un po' nervoso. Sì, 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 sì. Hai fine turno, sai, soprattutto. È micidiale, mi hanno contattato già ragazzi, vabbè, alcuni hanno visto tramite l'app che non c'è ancora stato di denuncia. Ho contattato un amico che ho conosciuto tramite la polizia e già ha mandato tutti i video e le foto per girare la posizione di WhatsApp, ho inviato tutto. Sì, perché poi mandano la posizione la moto video è caricata dove dalla sua stava. officina, già contattato anche il meccanico per chiedergli magari se conosce il proprietario. Siamo una squadra fortissima, lo ritroveremo il proprietario. Mattino e anche la vicina. Qui ragazzi, in poche parole, era arrivata la polizia. Noi stavamo mangiando e siamo rimasti a mangiare fuori al giardino perché mi hanno consigliato di tenerla d'occhio. E quindi ci siamo messi a mangiare un pollo e mia mamma qua fuori con Alessio. E poi è arrivata la polizia. Fortunatamente, devo essere sincero, si sono messi subito a squadra, perché poi non mi aspettavo nemmeno io. Sono rimasti lì e ritornando. Anche aspettato perché No. mi hanno chiamato, io stavo a Bacoli, quindi dovete dare il tempo di venire. No, devo essere sincero, nel momento in cui vedi Armando, il suo amico, ha detto è sabato, ci sono un sacco di chiamate che loro attendono e adesso puoi sentire anche dal video, chiamate su chiamate, donna rapinata, litigio in casa, questo là, cioè, quindi mi rendo conto anche che a volte ci sono cose importanti, ma hanno avuto un paio di chiamate proprio di aggressioni, tipo donna picchiata, famiglie, litigi di famiglia. Saranno pochi. E quindi, sì, sicuramente anche quello, ragazzi, c'è da capire che ad oggi le forze della polizia sono poche e lo sbaglio sta che paghiamo politici inutilmente e non fanno quello che dovrebbero fare, come il reddito di cittadinanza potevano sfruttarlo per inserire un po' di persone all'interno dell'ordine pubblico, magari avere le cose più sistemate, però vabbè. L'ho vista stamattina e anche la vicina. Sì. No, non risponde, è stato rintracciato. A me sul gruppo, cioè, ho mandato la foto, faccio video in modo, eccetera. Un po' di ragazzi hanno contattato il meccanico. Io l'ho messa anche io nelle storie Instagram, eccetera, per far vedere, quando dai gruppi WhatsApp dei motociclisti, per far vedere la targa più che altro. Qualcuno ti ha risposto? Sì, mi hanno risposto. Ma non il proprietario, però. Io ho visto sull'applicazione non è denunciata la moto. No, no. Ah, è stata fatta per la Probabilmente rapinato, turista probabilmente rapinato, cioè non era uno, ma prima di questa ancora se ne sentono altro ancora di chiamata che fanno, eccetera. Cioè, quindi credimi, nel momento in cui noi qui sono 5 minuti estrapolati di quando abbiamo parlato, ma loro sono stati quasi 2 ore. Calcola che si vede che c'era la luce, io l'ho iniziato a chiamare alle 4, alla fine tu alle 11 sei andato via da qua, quindi sono passate 5-6 ore e loro alla fine sono stati là tutto il tempo a cercare di chiamare, di fare, di mettersi a disposizione. Ho visto quello che è spezzato, perché ho detto libero, ho provato a chiamare il 118, tipo una bici 13 volte, però Quando ci segnalato Armando? sì, poi ho chiamato non lo so, se li chiamate magari con il numero della polizia. No, ci chiamate già con il numero privato. Forse si possono impressionare. Vengo all'editore, poi ci chiamano il numero mio. Mi hanno mandato il profilo Instagram, era il profilo privato, adesso alcuni ragazzi lo seguono, stanno contattando questo qua. Non si vede la foto bene. No, perché è privato.
Ma quello poi vogliono oggi non metti proprio. Non metti né foto, non metti né foto. Dateci. Allora ragazzi, dateci questa delucidazione, seriamente, perché io mo mi sento un po' vecchiotto. Però ci sono tanti ragazzi che mi seguono. Ma perché ad oggi avete Instagram? Cioè fatemelo sapere nei commenti, vi prego. Perché su Instagram ad oggi non si mettono più foto, non si mettono più post, però mettete solo le storie in evidenza? Spiegatemi sta cosa, ma pure i nomi tutti strani, tutte cose. Perché questa cosa? Sono curioso di saperlo. Capite, solo storie in evidenza. Sì, io diciamo vivo di questo, recensisco moto. Vivo di questo, rubo le moto. E poi faccio. Il pane quotidiano. Rubo le moto e poi faccio i video. Dopo la capisco, diciamo, un po' di preoccupazione. Ma magari perché tu stai andando col privato. No, col mio numero adesso, proprio per ci fa capire. Stava chiamando lui? Sì. Stava sotto la doccia. Diciamo che da qua se conoscevi quelle bricoletti te ne esci giovanni. Sì, poi la polizia cercava di capire come erano saliti, da dove erano saliti. La vicina ha detto la mattina quando si è svegliata alle 6 già era lì, No, quindi... a parte che io alle 8 del mattino sono sceso, quindi E quindi non c'era, no. già era. Cioè, raga, veramente io trovo assurdo che una persona al giorno d'oggi nel 2024 si deve vivere queste situazioni in un paese che, porca vacca, è vero che siamo alla deriva perché lo Stato ci sta proprio distruggendo sempre di più questa cattiva politica. Però, cioè, veramente, se non ci supportiamo l'una parte con l'altra, questo è un furto di napoletani su napoletani. Quello è il fatto brutto. Quello prima ragionavamo e dicevamo, magari forse al nord avete fatto padrone esce fuori, si dice a Napoli, ormai nessun italiano più comandano gli immigrati a casa vostra. Qui fortunatamente no, però è brutto quando poi succede questo, perché vuol dire che siamo noi, tra di noi, che succedono queste cose. Giuro dove sta la tangenziale Gagnano, che è dentro le terre, però qua rubare, cioè no, hanno mai funzionato così voglio uccidere. Sì, questi secondo me cosa che hanno provato all'ufficio, hanno visto il video, io c'è da motociclista, dico che l'ho guardato, ci hanno infilato solo qualcosa dentro e sono riusciti a rompere il frutto e a non spezzare lo sterzo. Perché il sterzo non è forzato. Ragazzi, qui non sapevamo ancora che la moto partisse ieri, ancora non avevamo provato, perché poi dopo con i poliziotti abbiamo provato a vedere, eccetera, accesso al video, la accendiamo proprio, cioè parte con una chiave infilata dentro, ma una chiave qualsiasi, era anche un cacciavite per girare, era la chiave della moto di Alessio, non era la chiave. Hanno iniziato però come una pinza, no, lo stesso guarda perché io ne capisco, non è stato forzato, vedi sta qua, è stato estratto perché l'hanno girato, il bloccastesso dovrebbe stare così, invece sta su off, sta su accensione, quindi Ti stanno chiamando ancora all'allarme. Ho resi conto che non ce l'hanno rotta, ha dato togliere il bloccastesso, però che bisogna accendere lì, non appicciare, perché sennò poi dicevano un botto. Guarda, che le sanno pure mi sa sparare che i filo, che hanno tirato, poi hanno trovato il ragazzo. Dove sta? No, si era messo qualche lo stava chiamando il poliziotto, però si pensava che fosse eravamo di ritorno. Questo noi poi ipotizzavamo, perché giustamente non sapevamo, ragazzi, ma tutto questo era sotto la doccia, lui inconsapevole di tutto, noi che ipotizzavamo 10.000 cose. Ma quello Questo ha detto noi parliamo con i ladri, ha detto noi ci mi ha rubato tutte cose, infatti dice proprio il poliziotto, ha detto io ho parlato con ragazzi e a IT io posso rubare tutto. si pensava che fosse eravamo di ritorno. Ma quello è il loro mestiere alla fine. No, non guarda, cioè è partita proprio tranquilla. E ormai tutto Pomera, Arenella stanno a rubare cavallo. Però hanno sempre rubato la sanità, sono là, mai cambiato. Io, ma quando mi hanno chiamato... No, non lasciando stare, mo quando se la sono rubati, dico, nel senso, pensiero. dove avete pensato più o meno era finita? Avevi un'idea, magari te la ritrovo a Rione Traiano, la ritrovo magari... Sto in un garage pronta per partire. A me quello là, il Vomero, è una zona che ruba la sanità. Ci sono quelli lì con lo Sport City. Adesso è uscito un video ultimamente, hanno rubato una ZX10 con il flex in mezzo alla gente, la gente camminava e loro a tagliare, se la sono portata i piedi nel traffico, molto tranquillo. Quindi sono due di loro con lo Sport City che fanno paura, e l'Arenelle zona lo, cioè nel senso, e quella è tutta giù sanità, che sono gli stessi che si rubano anche il mio SH. Li vedi girare sempre là, ma li vedi proprio che stanno con i piedi dietro e spingono motorini dalla mattina alla sera, li acchiappi se stai là e non mi riesco a capacitare, come per quanto io ho frequentato il Vomero per tanti anni, li vedevo 3 volte al giorno e la polizia non è mai stata capace di chiappare questi qua. Cioè su questo a volte non riesco a spiegarmi. Vedi, la questione è sempre quella, ma se hanno 50 chiamate al secondo e non hanno il tempo nemmeno di stare dietro a queste chiamate, come possono fare pure sicurezza sulla strada? Ho fatto il video
io con la motocicletta della polizia, con la moto della polizia ho fatto un reel. Parlammo con questi due poliziotti, tra cui anche questo amico, e loro i danni sulle volanti, su quello che succede se fanno un inseguimento o altro, lo pagano loro, ripagano loro il danno. Cioè, quindi il poliziotto si deve togliere dal proprio stipendio, no? Questa è una cosa per me ingiustissima, dal proprio stipendio per prendere un ladro. Allora, cosa successe? Cioè, mi ha spiegato questa cosa questo mio amico. Loro hanno le moto con le valigie nei laterali. C'era questo che se ne stava scappando, che poi è riuscito a prenderlo, ha fatto l'arresto, aveva droga addosso, cocaina, altro, stava spacciando per lo spaccio, eccetera. Per infilarsi tra due paletti, che quello lì, intelligentemente per scappare con lo scooterino, si è infilato e il non passimo. E il mio amico, che giustamente dice non mi interessa, anche a discapito suo, perché ha perso quasi 400 euro, si è infilato, ha rotto le due borse, l'ha lasciata là a terra, si è infilato di forza, l'ha preso a questo. Cioè, mo è riuscito a portare anche a casa il risultato, dico io, no? L'ha arrestato, quindi ha dovuto pagare i danni alla moto. E ritorniamo al discorso, ragazzi, non scappate, perché se poi prendi e magari quello per rincorrerti sfonda la moto e poi tu magari sei scappato perché non avevi il D-Biller o non avevi lo specchietto e che lo da chiave, dopo fa bene a varapia capo, perché poi vedi in quel momento, cioè, ti viene la rabbia. Pure far vedere se le frecce Bravi, pure se la freccia ti funziona dopo ti fa vedere tu e ti fa piangere tutto, perché è giusto che poi lo ripaga anche lui. Fattala accenderlo. Ma quando cali don, o sono stati talmente scemi, quasi se l'hanno rubato, se hanno rubato lo pariamo. Ma quello guarda che non esiste più un pariamo. No, non esiste, cambiano pizzico e poi giraglia. Guarda, vieni qua. Metti la chiave. Una certa parte come se fosse tutto a posto. Cioè, fatemi capire anche voi magari, forse. Raga, se vedete la chiave non è infilata, è una chiave poggiata semplicemente per girare il frutto. Non è una centralina codificata. Ponti non ce ne sono perché. Scusa, mi vado a schiacciare più. Eravamo con i poliziotti né all'anteriore né qua sotto, cioè capiamo come cacchio hanno rubato questa moto, anche per tutelarci. Perché veramente, cioè, è assurdo, non ha ponti. Cioè, non me lo spiego, solo quindi forzando questo e la centralina non è codificata, però guarda, non gli dà nemmeno errore. Cioè. È partita norma. No, parte, quello va. Cioè, se la vuoi accendere, accendi. Parte. Non me lo spiego. Quello, guarda, da una parte siamo stati anche, diciamo, relativamente fortunati, perché i ragazzini che frequentano un po' la zona qua fuori sono pure smanarielli, cioè che magari si mettono e se la vedevano provavano a... magari vedi, poi succede una tragedia, magari vedi, la trovava un ragazzino di 10-12 anni che non capisce nemmeno la cosa, magari si metteva sopra, poteva fare qualcosina, facevo girare della piazza, motocicletta denunciata, la pattuglia la vedeva la targa denunciata, passava un guaio, passava un qualcosa per, capite, cioè pure normale. Giustamente. Fortunatamente, cioè, se il danno è solo questo, penso che con un 180 euro rifà il frutto e se ne esce. No, a me ti dico la verità, perché sono stato nella macchina, è scorretto anche da dire da cittadino, però magari non me ne sarebbe meno importante anche per farmi i fatti miei, perché magari metto a rischio e sono a casa mica. Però è un ragazzino di 16 anni che mi è successo prima a me, è bruttissimo. No, è brutto. Tu dici, poi magari a niente te l'isolato, padre te l'ha accattato giusto. Parliamo di cose serie, ragazzi. Raga, prima di fare il coglione come sempre, perché anche in questi modi in queste situazioni trovo la possibilità di fare il coglione, seriamente quello è il punto, cioè uno gli fa rabbia vedere ciò, perché ho vissuto anche io in prima persona questa cosa e mi sono messo nei panni del ragazzo che ha detto giustamente quando si è affacciato alle 7 di mattina dove sta la mia moto, ed è bruttissimo, raga, ti scende il mondo sotto i piedi, soprattutto quando te la sei sudata, quando con un mezzo simile io andavo a lavorare all'epoca a 16 anni quando si rubavano l'SH, andavo a scuola, facevo tutto, era tutta la mia vita, io per 2 mesi sono rimasto imballato pesantemente, poi ho dovuto recuperare, fortunatamente avevo il furto incendio, qualcosina ho recuperato dal furto incendio, qualcosina l'ho riaccimolata io, ho preso poi la moto perché poi sono passato allo squarna fortunatamente e quella nessuno la guardava. Quella quella la potevi accendere senza le chiavi, perché non aveva blocchetto chiavi, aveva solo il blocco a sterzo, che era il blocco a sterzo, era nemmeno quello che c'hai tu, c'era una cosa, no, fai così, si era spezzato e nessuno mai l'ha cagato. Perché? Perché quella era una, la gente mi fermava in mezzo alla strada, wow, fra, come hai fatto a mettere a targ sotto l'M? Cioè proprio la concezione dell'ignoranza, vedi? Perché non conoscevano proprio il motard, perché fortunatamente ad oggi sta nascendo questa moda anche grazie a noi che vi portiamo tanti messaggi, tante cose. E voglio a breve partire dal progetto scuola di moto, lì dovremo puntare tutto al 100%, cioè io già sto puntando tutto me stesso al 100% e lì sarà secondo me un posto sicuro per tutti, raccoglieremo tanti ragazzi e spero di lanciare tanti messaggi positivi e di levare anche questi ragazzini che magari fanno queste cose, potergli far
capire che hanno una strada migliore, anche perché poi se vai a vederli singolarmente sono pure bravi a portare le moto, questi qua sono pure però poi non hanno seguito di famiglia, non hanno nessuno che magari gli mette la mano sulla spalla, come non l'ho avuto nemmeno io. Però la mia fortuna è stata sempre anche mia mamma, che si è sempre spaccata la schiena, non ho mai visto fare macagno o altro. Mia mamma è una persona, penso, una delle più oneste al mondo, paga tutto, anche verbali che gli sono arrivati Anche 3 2 volte. volte. E io sto a fare io poi le tarantelle con gli avvocati, mamma ma quello già l'abbiamo pagato quel verbale. Mia mamma, perché l'INPS ci prova sempre, perché questi qua ci provano sempre, rimandano il verbale. No, l'agenzia delle entrate l'ultima volta ha pagato 2000 euro di verbale in più che non dovevamo pagare, che era un verbale già pagato vecchio. L'agenzia delle entrate l'ha rimandato, lei per stare tranquilla ha ripagato tutto, sta entrando dalla porta, si è sentita nominare. E quindi quello è il punto, cioè se noi riusciamo a fare un posto simile dove raggruppiamo più ragazzi, dove c'è la possibilità anche di creare lavoro, di creare attività, di creare eventi. Quindi ragazzi, parliamoci chiaro, gli eventi portano forza lavoro, c'è bisogno, quindi possiamo creare una squadra, una famiglia, una community non online e viverci di persone tutti quanti insieme. Parliamo di cose serie ragazzi, tanto abbiamo trovato il proprietario. Ma quanto è bella, quanto è bella. Parli di me? No, tu mamma, Parli di me? mamma. Ragazzi, lì c'è la polizia, il proprietario è stato ritrovato e adesso è stato avvisato il genitore. Il ragazzo non rispondeva al cellulare perché si pensava fosse qualcosa, comunque che cosa, bella scena, comunque top, veramente bello, cioè nel senso il fatto della polizia che subito si è messa all'opera e siamo riusciti a ritrovare la moto. Il succo del discorso è quello che ho detto anche al poliziotto, che da 16enne mi sono immedesimato nel ragazzo e mi è successo anche a me in prima persona che mi hanno rubato cose ed è la cosa più brutta, anche perché cioè, uno se le suda le cose, le guadagna col sudore ed è brutto. Michele, mi fa piacere. Io ho filmato anche un po' tutta la scena, tutto quello che è successo, perché poi cioè, mi immedesimo in te e capisco anche io a 16 anni si rubarono l'SH, tanti sacrifici. La fortuna è stata che veramente è fuori casa mia. Sono uscito stamattina, ti dico la verità, perché ho preso la moto nuova. Sono uscito stamattina a fare dei servizi e l'ho guardata e stava abbandonata con lo sterzo sbloccato. Ho detto vabbè, forse sai, ho alcuni vicini che sono motociclisti, stanno qui nei paraggi. Ho detto forse l'avrà messa lì perché sta dietro i paletti, sta più tranquillo. Poi oggi pomeriggio lo scrupolo di coscienza l'ho vista ancora, l'ho detto ma io mi vado a affacciare un attimo a lei e ho visto che c'era il frutto rutto, perché però lo sterzo non era spezzato. Mi è venuto direttamente live. Se mi vieni a trovare a qualche raduno volentieri. Noi a breve stiamo aprendo anche la scuola di motociclismo, quindi poi non mancherà moto, manca poco da quello che sembra. Grazie. Dai, di cosa? Buona serata. Qua non è zona, capito? No, Omar sì, ma non è zona che portano i mezzi a campo. Sanità, cosa? Sì, sicuramente sanità. No. Però poi solo ma così che se ne ha ritirato però ti posso dire una cosa. Che se una certa che è stata pure la centralina codificata. Che se ne 2015, 2016. Sì, infatti ragazzi, io sto fatto non me lo spiego, te lo giuro ancora, che KTM non è una centralina codificata. Cioè vuol dire che qualsiasi KTM becchi per strada, se gli infili qualcosa dentro i giri di forza, levi anche il blocco a sterzo, cioè non lo rompi nemmeno il blocco a sterzo. Invece no, non. Cioè se parte con il quadro così. Cioè tu se forzi e rompi allora, cioè chi l'hanno trovato pure il blocco a sterzo. Cioè non hanno rotto lo sterzo. Infatti, mi aspettavo tutti sfumato. Con cacciavite in, ma non è cacciavite, chi le tengono con morzette che l'hanno bucata. Cioè guarda se vedi visto, ma va. Cioè guarda com'è. Sì raga, cioè guardate, è fatto proprio scavato nei due lati. Cioè tipo come se avessero infilato una pinza all'interno, non posso capire, tipo una cosa a becco. E poi hanno scavato, forzato e sono riusciti a girare tutto il frutto. Cioè come hanno fatto allo scavare così sto coso? Io ancora non me lo riesco a spiegare come hanno scavato così, che quello di solito con la vite, con le cose, non rimane così. E questi veramente avevano proprio una pinza, sai, tipo hanno martellato la pinza dentro, hanno girato la pinza così, perché non si spiega. Sembra proprio una pinza. No, io recensisco moto, faccio video in moto, collaboro con diverse concessionarie sul territorio. E c'è il coglione in moto. Ma è stato quello il fatto, sì, ma infatti la mia storia ha superato le 20.000 visualizzazioni, cioè in un'ora. Non riesci a capire come c'è arrivata sta foto. Io poi ho fatto, penso sia arrivata con le scritte sopra, che c'erano le scritte della mia storia, che stanno accattate sul muricino, vero, che sono pulite con di ansia e patemi, sì, cioè io dico che metto le macchine parcheggiate davanti al mio garage, cioè saracinesca, cancella, macchine parcheggiate. Per quanto io posso stare in una zona tranquilla, il pensiero c'è sempre, io vivo veramente di pateni mie, io ho la saracinesca con antifurto e telecamera.
Poi esce dentro, sempre chiuso dentro casa, c'ho il cancello fuori e io la macchina, mia mamma o la mia o il furgone la parcheggio avanti al cancello. Cioè quindi dovrebbero poi aprire la macchina, spostare la macchina, prendere il cancello ha 2 catenacci, una catena con il catenaccio tutto diamantato e un altro catenaccio negli occhielli. Dovrebbero... capite? Anche Cioè... vado a cacciare la moto 2 giorni dopo. Sì, ogni volta infatti a volte con l'IZ, con il Tuareg, con le moto più così le salgo dal cancelletto queste qua e me le butto, cioè, qua fuori al giardino, perché diventa più stressante poi fare tutto questo procedimento. Però uno pur di star tranquillo, ma perché io la notte, se non c'è la macchina davanti, sento un rumore di ferro, magari anche solo il vento muove il cancello, mi alzo e corro così come un pazzo, che devi vivere queste cose, è brutto, cioè, ma lascia stare che in tutta Italia si vive questo, ma non è una specifica di Napoli, al nord fanno anche di peggio con le macchine e con le moto, veramente non si vive tranquilli. Il problema è quello che ho detto prima, anche quello che è brutto qua a Napoli, che sappiamo che non sono i rom oppure gli zingari o questo o quell'altro che rubano, perché quelli la prendono la moto, fanno sparire e vanno i container. Queste sono moto che vengono rubate dai napoletani per napoletani, ed è questo il fatto brutto che fa male. Su Guancino. Arrivederci, grazie mille. Grazie grandi, veramente. Tutto bene quel che finisce bene, dai. Ed è la cosa importante. Non gliel'hanno fortunatamente nemmeno rotta, quella è la cosa, c'è, dai, il frutto è una cosa di. Cioè, il danno c'è economico, perché lei almeno non hanno spezzato. No, io recensisco moto e collaboro con diverse concessionarie, o gruppi di moto. Infatti io l'ho girata in quasi, cioè sono 7 gruppi che in totale facciamo quasi 12.000 membri. La mia storia ha superato le 20.000 visualizzazioni di un'ora e mezza. Ma proprio perché dovevo far rumore, perché ma io lo mandate veramente in tutti i gruppi ovunque. Ma a me mi hanno mandato il profilo di tuo figlio, è privato su Instagram, e noi abbiamo cercato di contattarlo. Penso si troveranno una 60-70 messaggi, perché in un gruppo hanno detto ragazzi iniziamo a intasare tutti quanti, magari si vede le notizie. Infatti c'era il gruppo dei Campania, i Campania Bikers, non so li conosci? Campania Bikers è un gruppo, comunque hanno iniziato tutti quanti a scrivere ragazzi contattiamolo tutti quanti, si davano forza, perché poi sono tutti ragazzi 16, 17, 18, quindi potevano ancora capire, ancora di più medesimarsi nei suoi panni, sai, a dire. E quindi tutti quanti che scrivevano vai contattiamo, io lo sto contattando, io conosco, perché poi è uscito uno che ha detto io conosco il meccanico, ho visto il portatarga e conosco il meccanico. Lui si è messo, ha chiamato il meccanico, ha cercato di capire chi era il cliente, ci ha mandato la motocicletta al meccanico per dire vedi riesci a recuperare. Cioè questo a me mi ha riempito proprio di gioia, perché cioè guarda, vedi, siamo un popolo di però sappiamo anche campare, cioè quello è il bello. C'è la doppia medaglia, quello è il punto, perché siamo tanto di cuore. Poi quando succedono queste cose uno ci rimane male, però poi se uno si attiva, vedi, la parte buona di Napoli si è smossa subito tutti quanti, che cercare almeno, vedi, di risolvere la situazione. Questa è stata una cosa che veramente da freddo addosso, bellissimo, bellissimo. E quindi tutti quanti si sono messi là. Grandioso. Ma infatti questo ho detto io sto registrando, cioè nel senso non vi sto riprendendo, non mi permetterei, cioè sto registrando e mi sto inquadrando io per avere un resoconto della cosa, perché cioè anche per dare un buon messaggio ai ragazzi, magari se si trovano e hanno paura, cioè io mo qua sono il primo che rischia, magari mi sono esposto, perché ho casa, se mi rubo il cazzo ne so io. Però non mi interessa, cioè perché dobbiamo fare la guerra a questo, deve cambiare la cosa, cioè perché parliamoci chiaro, ma pure per chi ruba queste moto, no? Ma che ti ha buscato di 300 euro? È una fortuna che non ci ha fatto a te, perché se è nata la parente, ma infatti io ce l'ho nel garage. Ah, ma nel garage l'hanno pigliato? No, io ce l'ho nel garage. Lui però la sera difficilmente esce. È uscito, si è chiuso garage? No, è uscito, però è andato a dormire a casa di questo amichetto che raggio su mancano un chilometro da casa mia. Però lui invece di posarlo nel garage, l'ha posato a bascia casa di questo qua, perché stavano alti. Ad oggi la posi nel garage? Sì, I 500 metri a piedi te li fai? perché ti senti proprio in colpa, perché cioè, alla fine là è stata colpa mia. Avessi pensato ma guarda, allora il tuo ragionamento è giusto e sbagliato, vedi, tu dici colpa mia, non è colpa tua, è colpa della generazione in cui viviamo, della città in cui viviamo, di quello che c'è attorno. Perché parliamoci chiaro, tu non hai fatto nulla di sbagliato, hai lasciato una motocicletta parcheggiata per strada, dove va parcheggiata, non è che. Quindi il fatto che fa rabbia è che giustamente uno deve vivere con questa situazione, cioè ci devi convivere. Una cosa del genere, Il problema è che ci devi convivere. Bravissimo. La rabbia è che ci devi convivere, che sai che comunque non risolvi niente, perché vedi pure che stiamo facendo questa cosa, sarà fine a se puoi cambiare magari il pensiero di tanti bravi ragazzi che ci stanno guardando, ne puoi cambiarne uno, ma non cambierai quello che è la mentalità di queste persone. Il problema è perché vivono in una situazione retrograda, cioè quello è il punto, è quello che vivono. Cioè io mi immedesimo, perché io l'ho vissuto in prima persona. A me la fortuna mia è che io ho vissuto la strada, perché mia mamma lavorava la mattina alla sera. Quando nel quinto elementare
sono finito di andare a scuola privata e andavo dalla mattina alle 8 fino alle 8 di sera, io stavo chiuso in scuola. Quando sono andato alle medie io ho iniziato a vivere la strada e qua le famiglie sono quelle che sono, Pianura è quella che è, e quindi io quando uscivo da scuola vivevo la strada fino alle 8 che mia mamma tornava. E ho visto tante situazioni nella quali anche io mi ci sono ritrovato e avrei potuto prendere strade sbagliate, ma mia mamma è sempre stata una donna che si spaccava la schiena. Ho sempre visto le soddisfazioni che è riuscita a tirare spaccandosi la schiena a 24 anni da sola con un figlio e tante tarantelle che gli aveva lasciato mio padre sulle spalle come affitti, debiti eccetera eccetera, che si è rimboccata le mani e faceva 4 lavori. Andava a lavare la mattina nell'acido con i treni, andava a lavare i treni con le mani nell'acido, poi andava nella fabbrica delle uova, faceva i servizi sulle case della gente e la sera mentre io dormivo lei si metteva a cucire, faceva le cose di sartoria. E quindi immaginati la forza di una ragazza del genere. A me mi ha spronato a dire ma perché devo prendere queste strade? E ho tanti amici, c'ho amici carcerati ad oggi, e posso dire sono amici perché non condivido le loro strade sicuramente, però io ci sono cresciuto, cioè io li voglio bene, però hanno preso strade sbagliate ma perché inculcati dalla famiglia, inculcati da quello che vivevano, inculcati da una situazione che ragazzi ad oggi non tanto ad oggi perché le cose stanno cambiando tanto, una decina di anni fa magari guadagnare determinati soldi non era possibile, non era accessibile e poteva essere anche quasi un po' giustificato, però sempre questo è un fatto di ignoranza. Anche io in questo momento mi sento ignorante a stare dicendo questa cosa che non è giustificata, che vabbè, rubato. L'obiettivo di questo è proprio far capire ai ragazzi che magari vedi guardano e possono capire, possono apprendere e capire e dire wow, ma se domani mattina mi capita trovo un portafoglio, io sinceramente non mi arricchisco il 40 euro, che poi magari se trovi 40 euro dentro e gli ritrovi il portafoglio al proprietario. Personalmente è successo che a me c'è stato un ragazzo di colore che ho perso il portafoglio sotto la pompa di benzina. Questo ragazzo di colore non lavora nemmeno per la pompa di benzina, si mette là la domenica a mettere la benzina per raccimolare l'euro e girai tutto a Napoli, bloccai tutte le carte di credito perché poi con l'iClip tu c'hai tutto delle carte dentro, carte di credito. Io c'avevo l'American Express che a me se la appoggiavi la Platino a me potevi fare pure ti fa un bel danno. Facciamo tutti i giri, alla fine tanto l'unico posto che ci rimane proviamo la pompa di benzina, meno il tempo di arrivare ragazzo, io lui diceva no perché io ero agitato, io avevo capito che lui non l'aveva trovato, invece lui voleva dire no io non ho toccato niente dentro al portafoglio, il portafoglio stava qua, come me lo ridite ancora con i soldi dentro. Io ho preso i soldi, dato che stavo girando tutto, avevo tutte le carte bloccate, dissi lasciami solo 10 euro che sto rimanendo a perega motocicletta per girare tutto a Napoli, io ho bloccato tutte le carte, prendi tu quello che ci stavano 60 euro dentro. Apprezzatissimo, cioè quello è il fatto, perché c'ha solo le rotture di coglioni per i documenti, le patenti, tutte le cose, mamma mia, le carte fortunatamente le ho potute risbloccare direttamente perché le avevo solo bloccate e non potevano fare operazioni. E fortunatamente sono riuscito a risolvere per la... Cioè ci sono queste cose, però non te le aspetti tutti i giorni, quella è la cosa. E invece dovrebbe essere la normalità. Bravi, è fortuna. Il progetto che sta, bravo ragazzi, sdrammatizziamo un po'. Parliamo un po' del progetto, raga. Il progetto sta andando alla grande. Lo volete un mega spoiler per voi? Io per voi ve li faccio i spoiler. Guardate un po' qua cosa sta avvenendo fuori. Questo è il pistino tecnico definitivo. Diciamo che le misure poi sono state riallargate tutte le corsie a 5 metri. Qui era solo per capire un attimo una chiazza e vedere dove fare le varie curve a destra, a sinistra. Vale, ma per le assicurazioni su 50 se qualcosa riguarda i prezzi ragazzi è critica veramente. L'avete visto il video su TikTok, quello lì? Siete dei truffatori, assicurazioni eccetera. Vi prego ditemi che l'avete visto ragazzi, andatelo a recuperare. È il penultimo TikTok che ho messo, assicurazioni siete dei truffatori eccetera, che ha fatto 157.000 visualizzazioni. Raga, mi ha contattato l'assicurazione. Vieni qua. Buongiorno Valentino, la iscriviamo perché ha ripreso il nostro logo. Durante il suo video pubblicato su TikTok dal titolo Siete dei truffatori, coinvolgendoci quindi direttamente, pur comprendendo il suo disappunto riguardo alla differenza di prezzo delle polizze assicurative tra le diverse province e delle regioni d'Italia, ci teniamo a dirle che le tariffe assicurative sono determinate in base a numerosi fattori e tra questi la provincia di residenza. A Napoli purtroppo la frequenza statistica dei sinistri è sensibilmente più elevata rispetto ad altre province come Cuneo. E infatti noi che 20 euro, noi che per 20 anni non facciamo un sinistro, paghiamo lo stesso. No, ma ha detto una grande cagata, perché se vai a vedere, no bravissimo, se vai a vedere sui sinistri e sulle cose, Milano, Torino, Bologna, Genova stanno molto più avanti rispetto a... E a Napoli facciamo i truff. Perché fanno i truff? Ma non pagano un menù. Gli incidenti sono più assai sopra se fai un incidente con una moto 7 giorni ti ripagano. Qua devi aspettare dai 90 ai 160 giorni. Ma è bello che mi ha scritto amministratore delegato, Sei sentito tirato in gamba, c'ha la coda di paglia, capito? Che giustamente c'è i clienti a Napoli gli rompe il culetto. I loro migliori clienti. Sì, ma allora
il ragionamento è questo. Quello che io vorrei far capire anche a lui, cioè, e gli avrei risposto, non ti dico la verità, non gli ho risposto perché sarebbe finita male, perché ci vorrebbe da rispondere: è bravo, è facile marciarci sopra così. E allora perché dati alla mano i sinistri risultano di più sopra? Perché sopra, se fanno un sinistro qua, il problema è che fanno 10 sinistri, li fanno vicino al motorino del fanno le truffe, sì, a scemere. Ma io conosco gli assicuratori e mi hanno detto che sopra fanno le cose con i tir, con i macchinoni, con le cose che gli costano 10 volte tanto le assicurazioni. C'hanno le perdite su Milano che sono assurde, su Torino che sono assurde, su città e su metropoli come Napoli perdono 10 volte, cioè come Milano e Torino perdono 10 volte di più rispetto a Napoli. Però, giustamente, quanto guadagnano da Napoli? Da Napoli, quante persone oneste ci siamo? Mo in questa stanza siamo 5 persone oneste, no? Siamo 5 persone. Io di mio ho 4 mezzi assicurati. Mia mamma a sua volta c'ha una macchina assicurata, un'altra macchina assicurata. Tu a tua volta penso, tua moglie c'ha una macchina, tu c'hai una macchina, tuo figlio c'ha il motorino, c'ha la moto. Se pagassimo tutti quanti 100 euro, 150 euro come pagano su 200 euro, voglio fare anche 400 euro, ma su tante persone oneste che quali siamo, quanto andremmo a togliere dalle tasche delle assicurazioni? Solo 5 di noi. Cioè, se ci facciamo un conto andremmo a togliere quasi 10.000, 15.000 euro all'anno solo andando a pagare come paga una qualsiasi persona al nord. Cioè, tu stai parlando che andremmo a togliere miliardi dalle tasche delle assicurazioni. Cioè noi adesso abbiamo fatto questo ragionamento su 5 persone e ci hanno dato 15.000 euro in da sacca assicurazione. Lascia stare, 2 milioni sono truffatori. Siamo truffatori, 2 milioni sono truffatori, leviamoli da mezzo, ok. Su 4 milioni, 1 milione cammina a pere, l'uomo la mezzo, su 3 milioni. Ci vuole un euro a capo, già stanno potendo lì. Ragazzuoli, noi ci becchiamo alla prossima live, sicuramente sarà settimana prossima, voi vedrete questo estratto su YouTube. Noi ci becchiamo alla prossima live e alla prossima avventura. Ciao!